Almanacco di bellezza. I misteri dell'almanacco con Piero Maranghi e Leonardo Piccinini. 10 storie oscure, 10 segreti da scoprire, 10 casi di cronaca irrisolti. Sono i misteri tratti dall'Almanacco di bellezza, la rubrica quotidiana disponibile sui canali di Intesa San Paolo On Air. Buon ascolto! Procedete. Senti Leonardo, qui oggi il cinema ci viene in soccorso, un passaggio da quel bellissimo film. È un film che amo molto e vorrei trovare un momento per poterlo rivedere tutto, perché sono praticamente 4 ore. Una quindi mazzata. bisogna sedersi lì, d'accordo. tranquilli. Forse... Però ci sono dei momenti in cui proprio vedi che il regista si compiace. Sì, chiaramente di Luchino Visconti, avete visto un passaggio di Ludwig. Intanto c'è sicuramente una cosa che chiunque veda il film capisce subito, che Visconti voleva vendicarsi del fatto che avessero fatto Sissi, Destino di un'imperatrice, con la Schneider, e lui voleva far vedere che era molto più bravo. E quindi la riutilizza della stessa parte. Sempre nella parte di Sissi. Questa è una cosa stupenda. Romy Schneider fa per la seconda volta Sissi. Poi il momento in cui c'è lui che entra davanti a Sissi e deve darci le precedenze su chi saluta il re, e tra Nenè, mon cousin, ma così, ma tante. È meraviglioso, perché vedi che proprio Visconti quel mondo lì l'aveva vissuto e lo ripeteva senza una sbavatura. Tra l'altro questo Ludwig è sorprendentemente somigliante nei ritratti a Helmut Berger. Sì. Ricordiamo, nel film recitano dei attore giganti. feticcio, Trevor Howard. C'è anche Gert Frobe. C'è Gert Frobe, che fa l'abate, no? Trevor Howard che fa un Wagner più attaccato ai soldi di così difficile. Una carogna, altro attore meraviglioso. E in questo film Helmut Berger è doppiato da Giancarlo Giannini. Quindi per una volta il doppiaggio è di grande qualità. Che poi diventerà l'ultimo attore per Visconti nell'Innocente. Morandini ha commentato: il film più scaligero e operistico di un grande illustratore dell'Ottocento, ammirevole nella pietas per i personaggi, monumentalismo decorativo, trionfalismo scenografico, orgiastica cura delle suppellettili. È fantastico. Sì. È vero, quando lui gli arriva il mantello, vedi che anche nell'angolo che non viene ripreso c'è tutto giusto, certo. Allora, perché vi parliamo di questo film? Non per Luchino Visconti, non per le musiche di Schumann, di Wagner, di Offenbach, pazzesche, non per gli attori, non per Wagner, ma perché il 13 giugno 1886 muore in circostanze misteriose Ludovico Ludwig II di Baviera, e la sua morte è un giallo entrato un po' anche la sua vita. È un personaggio, nonostante tutto quello che è stato scritto, eccetera, abbastanza inafferrabile. Verlaine scrisse di lui le seul vrai roi de ce siècle, il solo vero re sovrano di questo secolo. Un re sconfitto. Un re in realtà completamente estraneo al secolo borghese, no? Cioè in pieno Ottocento abbiamo uno che avrebbe voluto essere come Parsifal o Luigi XIV, cioè una figura che in qualche modo riesce a realizzare tutti questi suoi sogni orientali, wagneriani, grazie ai soldi di Bismarck. Grazie ai soldi di Bismarck, che però è anche il suo grande nemico, cioè è la fine della grande Germania, quella diciamo lui aborriva la Prussia, all'Austria. Lui aborriva la Prussia e il trionfo della Prussia. Lui aborriva la Prussia, con cui in realtà aveva dei rapporti molto stretti, perché tutti i suoi parenti, lui stesso era figlio di una cugina del Kaiser, e il nonno, che è quello che plasma Monaco con i monumenti di Leo von Klenze, la Glyptotek. Tra l'altro la Glyptotek è appena stata riaperta, c'è proprio una bellissima mostra sui rapporti tra Ludwig I, che è un grande sovrano, e Thorvaldsen, che è quello che rimette a posto il trionfo di Egina, i monumenti, bla bla bla. E Ludwig aveva sposato una prussiana. Il fratello di questa prussiana era Federico Guglielmo IV di Prussia, re di Prussia, che è una specie di Ludwig II ante litteram, perché perdeva il suo tempo tra i castelli sul Reno, più a Roma. Quindi vuol dire che c'era una tara. C'era tara. L'altro chi è? Lo zio Ottone,
diventa re di Grecia. anche- E fa costruire il palazzo dove oggi c'è il Parlamento ad Atene, in Sì, piazza certo. Sintagma, che era il suo palazzo reale, 35.000 soldati bavaresi, una schiera di funzionari, ma viene spodestato nel 1862, tra l'altro è quello che restaura l'Acropoli, considerato distratto, angosciato, meticoloso, superbo. beh. Cioè è una famiglia, infatti nel film c'è un certo punto c'è Wagner che dice una famiglia di pazzi, di cui questo è l'ultimo epigono. Una famiglia di pazzi, lui era stato bravissimo Lui però doveva a essere... infilarsi per ottenere tutti i suoi desiderata e per menare fendenti. La morte è misteriosissima perché lui viene ritrovato morto in un lago con il suo medico. Sì. E la tesi, diciamo, che viene offerta, smentita però... Aveva 40 anni. Aveva 40 anni, smentita da molti fatti, è che lui si sia suicidato per annegamento a seguito dell'omicidio dell'accompagnatore. Ma non ci sono tracce di acqua nei polmoni e l'annegamento sarebbe Piace avvenuto, l'autopsia d'epoca. sarebbe avvenuto in una zona dove l'acqua arrivava praticamente alla cintura. Secondo me E lui era un ottimo nuotatore. la cosa più probabile è che l'hanno fatto fuori perché non se ne poteva più. Sì, Era una figura, ma non ne potevano una figura più. scomoda. Al di là del fatto che poi qualcuno disse è stato Bismarck a ordire, ma in realtà non ne potevano più loro. Le sue scelte a un certo punto vengono addirittura disattese dai suoi sudditi, quindi no, un personaggio... Però ecco, indubbiamente è anche una persona che, avendo legato la sua esperienza di governo e di regno a momenti eterni, meravigliosi della storia dell'arte, della musica, del teatro, non finisce mai di affascinare. E poi diciamo in qualche modo la storia gli ha dato ragione, perché se all'epoca i suoi favolosi castelli, che sono il trionfo del kitsch assoluto, pensa tra l'altro che c'è questo castello di Dove c'è l'ascensore? quello è Neuschwanstein, ma c'è Linderhof che c'ha una sorta di grotta. La grotta è illuminata C'ha il fax. No. La grotta è illuminata dalla prima centrale elettrica No, della ecco, Baviera. capisci, come ti rendi conto? Cioè la grotta aveva la centrale elettrica. Però all'epoca gli dissero: ma lei sta depauperando tutto il patrimonio. Oggi? In realtà oggi il castello di Neuschwanstein è una delle attrazioni più visitate d'Europa, quasi 1,5 milioni di Ma sai turisti ogni perché? anno. Perché pensano di andare a vedere il castello di Disney. Di Disney, E certo. non lo sanno. Ma tra l'altro Disney è ispirato. Certo, è ispirato al castello di Neuschwanstein, che è un posto meraviglioso. Andatelo a vedere prima che arrivino i giapponesi, perché io mi ricordo una volta c'erano più giapponesi lì che in tutto il Giappone. Comunque volevo dirti anche questa cosa interessante, che ho scoperto che leggende popolari narrano addirittura che Ludwig sia stato sbranato da un licantropo. Senti, allora parliamo un po' della sua infanzia. Lui aveva un padre molto severo, Massimiliano II, molto preso... E che è la solita, perché la madre invece era buona. No, vabbè, adesso no, però ok. è vero. Cioè, la madre invece era, certo, classico. era una persona che assecondava le sue pulsioni e passioni per la letteratura, per la musica, per l'architettura. Nel film c'è il bacio tra lui e Sissi, non Sì, è vero, sì. eh? No, È una cosa mai assolutamente grandissima mai. bugia. La famiglia è quella dei Wittelsbach, che io definisco con una certa malizia gli eterni secondi. Sì. Cioè ogni volta che Dei traditori bestiali, Dei perché traditori loro devono bestiali. tutto a Napoleone, A la Napoleone. corona, il regno, E cioè, poi poi chi è? un attimo prima della fine a Lipsia ti è. quasi come Bernadotte. Sì. Però il loro simbolo, cioè il rombo bianco e blu, lo trovate sia nella BMW, nel simbolo della BMW, bianco e blu, che nella bandiera della Grecia, che appunto è disegnata grazie a questo certo. tone di Wittelsbach, bianco e blu. Allora, siccome parliamo di Ludwig, non possiamo non ascoltare un passaggio da un'opera di Wagner. Wie sollst du mich befragen? Noch Wissen, Sorge tragen, woher ich komm, der Pfad, noch wie mein Arm und Art.
era Lohengrin, perché il sedicenne Ludovico II, Ludwig, quando conosce per la prima volta Tannhäuser e Lohengrin, appunto, sente una simbiosi immediata con tutto quel mondo evocato dal grande compositore. Ecco, diciamo che a proposito di Ludwig e di Wagner, mentre per Sissi l'amore è contestabile, per Wagner l'amore era totale. Totale. Il re gli rispondeva: suggiamo delizie come da coppe splendenti, assisterti sempre fedeli sarà il nostro dovere. Diletto, unico amico, mio amatissimo, unico santo, uno è tutto, sinonimo della mia felicità. Tu pensa a quell'altro. Sublime, divino amico, gioia della vita, bene supremo, ardentemente amate. È In un po'- sfere ultraterrene sono stato rapito, ho respirato gioia Cioè, incommensurabile. è come Fantozzi quando gli dicono una pianta di ficus, l'acquario con i dipendenti. Cioè Wagner, mentre leggeva le lettere, diceva: "Allora, posso chiedere questo?" Insieme a Cosima. Insieme a Cosima. Io vi invito a vedere, questo è uno dei libri più belli che mai siano stati scritti, delle più belle biografie del grande Franz Herre, 95 anni, tuttora vivo. Oltre a Ludwig ha fatto anche Bismarck e tante bellissime biografie, e racconta molto bene questo rapporto così di amore in qualche modo anche respinto e di amore contrastato dal popolo che non voleva assolutamente Wagner, in particolare i pettegolezzi su Cosima, sulla Certo. storia di lui, di Cosima von Bülow, erano diventati di dominio pubblico, e quindi a un certo punto lui si trova costretto a mandarlo via. Tutto era nato con l'allestimento del Tristano. Signori, adesso noi di Ludwig possiamo dire tante cose, però non dobbiamo dimenticare che grazie alla sua follia visionaria oggi abbiamo il Festival di Bayreuth, per fortuna non più del periodo dell'imbianchino. No? Eh? Sì. Abbiamo il Tristano, il Parsifal, insomma, E i turisti giapponesi. e i turisti giapponesi, però abbiamo i più grandi capolavori dell'opera totale, quindi siamo molto contenti. Allora, vogliamo offrire al pubblico un ascolto dal Festival di Bayreuth. Ci sono degli aspetti schizoidi, Incontrollabili. ma in tutti, Wittelsbach, il fatto che lui per esempio non voglia ritornare a Monaco mentre lo stanno destituendo, non si voglia far vedere, cioè Sì, è una vicenda. è una figura sempre in bilico tra kitsch, tragedia, tra sogno e realtà, tra sincerità e finzione. È una maschera teatrale anche lui. Sì. E quindi per quello dico che è un personaggio che continua a affascinare molto, e ognuno si può fare un'idea Si può fare una sua storia. Sì, Ecco, sconsigliamo di fare film della durata di 4 ore. 4 ore no. Però guardatevelo, perché No, Luchino Visconti bellissimo. è veramente forse uno, insieme al Gattopardo. Siamo ai massimi. Sì. Tutte le puntate di Almanacco di Bellezza sono disponibili in podcast su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast di Intesa San Paolo On Air. Vi aspettiamo all'Almanacco Di Bellezza!